Bar Magenta, 113 anni e non sentirli. Le lancette dell'orologio devono infatti tornare indietro al 1907, anno dell'apertura di questo luogo simbolo della nostra città. All'angolo tra via Carducci e Corso Magenta, per la precisione in largo d'Ancona, nome sconosciuto ai più, ecco quello che non è un bar, non è un pub, non è un locale, ma è per tutti, sempre e solo il Bar Magenta. In tanti anni da qui sono passati davvero tutti, meta di studenti della vicina università, dagli intellettuali ai turisti, passando per gli uomini d'affari alle modelle ed i modelli. Un locale per tutti, nessuno escluso. E proprio per far star bene tutti, la programmazione degli eventi al Bar Magenta è sempre varia, musica dal vivo, mostre fotografiche, incontri e tanto altro. Lo stile del locale, unico ancora una volta, si adatta perfettamente ad ogni situazione e l'arredo Liberty fa bella mostra di sé sempre e comunque. Il Bar Magenta è davvero un'istituzione a Milano. Bellissime le foto in bianco e nero che spesso si vedono sul web, che raccontano una città che non c'è più, ma con lui, il nostro Bar Magenta, sempre presente. Ed a proposito di cose che non ci sono più, provate a immaginare la prima volta che passate da quelle parti di essere appena fuori dal locale, magari con il bicchiere in mano, e fermarvi quasi come se voleste attraversare sulle strisce via Carducci. Chiudete gli occhi, state fermi e riapriteli, immaginando di avere davanti a voi non la strada, ma l'acqua. Sì, qui, proprio qui, una volta scorreva il naviglio di San Gerolamo. Altri tempi, ma è bello ricordarli anche in questa occasione. E sempre di storia parlando, anche se più recente, proprio al Bar Magenta, Adriano Celentano ha ambientato una scena del film Asso. Chi è che se la ricorda?